C'è sempre chi sta peggio di te. Esatto, grazie mille. Hai Io visto? a nome di tutte le donne vorrei, di tutta Merinzudo, scusate, Sì. vorrei chiedere scusa alle donne. E infatti la prossima donna è una che crede sia all'amore che all'impegno sociale. Signori Morena! Ciao Morena! Ciao Morena! Stasera vi canto una canzone che ha utilizzato lo sciopero dei becchini. A novembre mi prestaste una cartina, a novembre mi faceste una rapina, a novembre. È stato sempre un mese e merda, novembre, già veramente. Poi mi vedete così, ma io studio canto da 10 anni. La mia insegnante di canto dice sempre che per poter stare ad alta voce ci vuole intonazione. Poi mi dice sempre, Morena, dati di usare il diaframma. Ah, perché? I che spirale mi trovava così bello, che stai scemo. Tornare 10 anni. A proposito, oggi non vedete niente, sono stanchissima perché ho fatto 1200 manifestazioni. Sì, in una sola giornata. La più importante è stata quella per la pillola del giorno dopo. Famoso anticoncezionale. Sapete come funziona, no? Il giorno prima tu fai sesso, il giorno dopo prendi la pillola. Infatti, la mattina mi sveglio, mi alzo, prendo la mia pillola, la guardo e le dico, se Dio vuole, ci verimmo rimani, a posto una volta, perché mamma, veramente... Comunque, a parte questo, voglio confessarvi il fatto che oggi sono triste perché ho scoperto una cosa del mio fidanzato terribile. Non si è mai visto un film di Mario Merola. Ma come si fa? Ma fa parte del nostro background batteriologico. Dice no, io sono di destra, perché Mario Merola è mangino. Ma chi stai scema? E che significa? Che è di destra. Allora subito l'ho mandato dallo psicologo, il quale dopo pochissime sedute, soltanto 250, era intelligente lo psicologo, l'ha guardato e gli ha detto, è chiaro, lei ha una rara sindrome, la sindrome di Eusebius Wenzel-Wallerstein, unico caso nel mondo. In poche parole, questo Eusebio Waller si era inventato una malattia, aspettava Isma la conferma, no? Perché è l'unica soluzione. Ha detto, no, lei da oggi in poi dovrà vedere soltanto film di Takeshi Kurosawa. Mammaro Karmana. E non era meglio che ci vedevamo a bombola, che almeno ci facevamo due rosate su Takeshi Kurosawa. Alla fine l'ho perdonato, perché se è vero che lui è di destra e io sono di sinistra, ho scoperto che l'amore è universale. E poi chi lì ho figlio rettore all'università. Comunista sì, ma fino a un certo punto però. Scusami. A novembre! Ciao bella! Pissello, 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 pissello! Ma finalmente un momento tutto mio